Ora o mai più serve una vittoria per passare davanti a tutte le altre. Il buon momento fa ben sperare. Amici di Sportisili, un saluto da Salvo Geraci. Benvenuti alla Fincantieri, il derby Cus Palermo Real Palermo, 14ª giornata del campionato Under 18 Sicilia. Doveva giocare Loca, che invece si siede in panchina. Parte la traiettoria, saltano tutti, il colpo verso la porta, è andato vicino alla rete Capizzi. Nawanaj tra le linee recupera subito il Cus. Fucile si inserisce, sinistro di Fucile e già c'è il gol del Cus Palermo, 1-0 dopo 9 minuti con Ivan Fucile. Lancio lungo di Pappalardo, il pallone stava passando, recupera tutto Fucile. Ancora Fucile, c'era Calvaruso largo, vuole l'altro lato con Falanga, il tiro arriva con la respinta di Polonia. Falanga con velocità, si inseriscono tutti i cross in mezzo. Dall'altro lato c'è il traversone nuovo, Mamone l'alza ancora, colpo di testa a liberare, interviene anche Calvaruso nel tentativo di tiro, pallone sullo stretto con il tiro che arriva adesso con il sinistro, centrale Falanga in mezzo a tanti avversari, ancora Falanga, vuole crearsi lo spazio per tirare, Falanga esce fuori largo da Falanga. Ancora Castronovo, ce l'ha al limite il sinistro di Castronovo e Polonia in calcio d'angolo, un po' di spazio per andare avanti, serve lungo la sua linea Fucile, ancora Fucile, sinistro piazzato che va oltre la traversa, anche questa da parte di Loverso, passaggio verso lo Iacono, vince il rimpallo davanti Procida, lo Iacono è centrale, presa bassa per Stefano Procida, l'occasione che gira lo Iacono, il controllo con il petto, anticipo rispetto all'avversario, poi il tiro di lo Iacono deviato fuori, con le Fucile in area, recupera tutto, alla fine Calvaruso la alza ancora di più, il tocco per Calvaruso che si inserisce, ancora Calvaruso la mette sul secondo palo e raddoppia per il Cus Palermo, 2-0. Allora Loverso può girare in fascia da lo Iacono, sinistro di lo Iacono, si distende Procida, il pallone esce di poco, fallo Iacono in mezzo, colpo di testa di Pappalardo sulla traversa, Galatolo subito in avanti da Falanga, traversone in mezzo, il tocco di Mamone, spalla alla porta, Mamone sul sinistro, Mamone, 3-0 Cus Palermo. E partita ancora più chiusa. Falanga, il tocco per Fucile c'è, allora Fucile in mezzo alle linee, in mezzo agli avversari, Fucile scarica verso Mamone che la prende lo stesso, il tocco di Mamone, finisce in porta il gol di Attilio Mamone, doppietta, arrivato con qualche fortuna. Galatolo ripropone, c'è Mamone da solo davanti alla porta, Mamone davanti il portiere, Mamone lo sfida e mette dentro il gol del 5-0. Cus che dilaga, Mamone che realizza la tripletta personale, a colpo di testa, la prende Giannone, sfida Michele Acquisto, lo supera, ancora Giannone, cross basso dentro il palo di Mamone che si dispera. Lancio lungo sempre verso Mamone, prova a superare il portiere Mamone, il tocco di Polonia decisivo per la deviazione in calcio d'angolo di Modica. Parte la battuta in mezzo, Mamone sul secondo palo, stacca bene e mette a segno il poker personale, 6-0. Cus Palermo va al momento a 75. Tanto il Cus insiste ancora con Giannone fino in fondo, traversone, l'ennesimo della partita, il pallone arriva a Quadio, non c'è nessuno che ha tirato, Quadio la lascia, Falanga sul sinistro, Falanga potente, risponde Polonia, Mamone sotto la traversa e c'è un altro gol di Attilio Mamone, un po' come ai tempi dell'Under 15, 7-0. La tripletta al Petralia Sottana che ha abbandonato tutto, fischia l'arbitro 3 volte. Finisce qui la partita con la partita vinta dalla Cus Palermo 7-0.